della CGA di Mestre di 208 milioni di euro, 74 euro e mezzo all'anno per ogni veneto, e il costo dell'aumento dell'addizionale IRPEF dallo 0,9 all'1,23% stabilito dal governo Monti. Soldi che serviranno a sanare i deficit del Servizio Sanitario Nazionale che in busta paga sono registrati come addizionale IRPEF regionale, una definizione che viene respinta al mittente dal governatore del Veneto, Luca Zaia. Noi siamo assolutamente imbarazzati del fatto che negli statini, nei cedolini paga, nelle buste paga dei veneti ci sia scritto addizionale IRPEF regionale e i veneti giustamente vedono che ultimamente è aumentata questa cifra che viene letteralmente trattenuta dallo stipendio. Ricordiamo i veneti che la Regione Veneto è l'unica a non aver applicato l'addizionale IRPEF, noi abbiamo fatto questa scelta e che questo incremento è dovuto al fatto che il governo in maniera unilaterale ha deciso di utilizzare questa imposta per introitare nuove risorse. Per cui io dico, vogliono applicare le tasse, le chiamino col nome giusto, tassa governativa. Il governatore annuncia che la sua battaglia non finisce qui, con una dichiarazione di principio, ma continuerà nei tribunali. Facciamo un ricorso, ho già detto all'avvocatura di vedere quali sono gli strumenti a noi a disposizione per far sì che nei tedolini ci sia scritto tassa governativa e non addizionale IRPEF.